Bella raga, ciao a tutti dal Commendore Veneziano NBA ragazzi, complimenti, sei stato selezionato per partecipare ai seguenti eventi All Star Game weekend di quest'anno, Rising Stars e All Star Game, e si gode. Grandissima stagione ragazzi, che l'ultima partita è stata un po' una merda, però è stata una grande stagione per il momento. Siamo i migliori, siamo le matricole più forti, quindi siamo la matricola più forte, quindi insomma sono soddisfatto. È chiaro che sono un po' discontinuo, però vengo anche da un brutto infortunio, quindi raga ci sta tutto purtroppo. Allora ragazzi, ho deciso di cambiare un po' il formato della serie, visto che è una serie molto lunga. Adesso qua siamo il giorno di San Valentino. Comunque no, dicevo, visto che la serie è lunga, voglio fare 2 partite a video e quindi fare solo i secondi tempi. Il primo tempo ve lo racconto io e il secondo invece ce lo spariamo. Vai. Il primo tempo di questa partita ragazzi, di questa sfida tra i rookie e gli elite qua, non positivissimo, 10 punti, 2 assist, ma il Commendone soffre ancora per l'infortunio. Ho recuperato anche 2 palle, però non ci siamo tanto onestamente, non stiamo giocando un basket incredibile onestamente, sono sincero. Quindi dopo ci sarà, dopo questo video, dopo questa partita ci sarà il secondo tempo dell'altra partita, chiaramente. Devo far così ragazzi, se no è impossibile finire la serie. Vai Kume. Mamma mia che mattone. Niente, sei proprio... Sento il giocatore lento, fa più errori, proprio sto infortunio che non capisco perché non posso riposarmi, non sto proprio a capire sinceramente. Anche il medico mi ha detto devi riposarti un paio di settimane, ma poi alla fine mi sono riposato 3 partite, cazzo. Vai. Bravo Kume, prendi la PK. Che sfiga, oh. Dai ragazzi. Zeller. Lillard. Porca puttana, che missile. Che missile ragazzi. Poi soffro tanto nei tiri dalla media distanza, dalla media e lunga distanza. Dai coglione. Ma passala Dio. Wow. Mamma mia che disastro. Disastro assoluto. Attenzione. Guarda cosa va a mettere il merda di Burke. Dai Kume, per favore. Niente. Andavano sempre questi ragazzi. Il Kume non c'è, il Kume sta male. 35 ancora dal campo. Boh. Mai avuto percentuali del genere ragazzi. Mai avuto in carriera percentuali del genere. Non ci siamo. Oh là, dai. Svegliamoci ragazzi, 6 su 15, mamma che disastro. E vabbè, si mette anche questa è una merda, dai. Dai fioi. Dai da solo, questo è tuo. Oh là. Dai. Occhio, guarda come mi ha la... Grande stoppata, seconda stoppata di giornata, grande. Grande vene. Occhio. Ma porca di quella porca. Vai. Vai subito.
Finalmente veneziano 6 punti in 2 minuti. Oh là. Dai che voglio vincere l'MVP. Oladipo, Victor Oladipo. Buon canestro di Victor Oladipo. Dai, no, sti errori. Burke. Aia, Zeller. Occhio bello. Ma è fuori, io godo come un leprottino. Vai Bill. Bello. Dai che siamo in vantaggio. Con quelle percentuali non da veneziano, ma va bene lo stesso, dai. Dai Fioi, dai. Che stoppata, cazzo. Occhio. E anche dall'angolo lo mette. Porca Eva. 3 di vantaggio per i rookie. Oh, mamma mia, per poco arrivava, però peccatus. E fallo, madonna, questi falli non ce la faccio, più forte di me, ragazzi. Io voglio togliere la palla a ste merde, anche perché ho dei parametri altissimi sulla rubata. Occhio Burke. Pessima stoppata, non per i maroni. Solo 2 assist comunque. Da solo. Madonna, ma sbagliare sti canestri per me è proprio una novità assoluta, Per carità, non pretendo il primo anno di rookie di fare 30 punti a partita, però è proprio l'infortunio secondo me. Per fatalità, da quando ho beccato l'infortunio sto giocando non meno bene del solito. Questi erano i miei canestri. Oh là. Ma è anche, si stanca anche più facilmente, quello è il discorso. Buono. Dai, voglio scappare via, Buono da solo? 2 punti facili. Dai, difendiamo bene come. Bello. Vai, il Cume entra e appoggia un cioccolatino. Oh, dai che il Cume si è svegliato. No, non puoi metterlo, infatti non lo mette, godo. Ah, poteva arrivare anche il canestro. Buono. Brutto. Stoppone obeso. Dai Cume, dai. Bravi. Questo è difficile, infatti. Cosa cazzo ha fatto a metterlo da là? Io non lo so,
Oh, Ellis, bella. Bello il passaggio. Ellis è proprio forte, cazzo, vaffanculo. Vai, entra bene Kume e lo appoggia molto bene. Bella del 47 del campo, niente di eccezionale per me. Barnes. Kid, che cazzo è? Cosa ha messo? Dai, passa! Madonna che nervi! Bravi, coglioni! Deficienti! Mamma mia, una squadra di mongoli, oh. Che cazzo la passa di là che ero solo. Oladipo, Victor Oladipo. Robinson. Buono, 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 dai che andiamo. Buono, finta. Niente, ma possiamo. Abbiamo qualcosa che non va. Cioè, mai visto un commento così. 68-67. Ma perché chiamate. Madonna che nervi. Peccato, mantieni vantaggio dopo il terzo quarto. Dai Bennett. Dai Benetton. 7-6 rookie, 6-7 elite. Vai Kume, vai Kume, vai Kume. Ellis, il mio amico avversario. Vai Ellis, vai. Bello. Molto molto bello. Ecco, hai visto? Ah, che sfiga! Buono. Ellis scatenato. Vai Ellis! Bravo, molto bene. Bravo Ellis. Ok, siamo all'ultimo quarto, siamo messi abbastanza bene. Guarda che belli cuoricini, che belli. Parapapi, parapapi, Stars Elite. Ok, più 2 solo. Adesso bello riposato però adesso. Paraparapapiru. Primo libero. Messo a segno. Secondo libero. Oh, Beverly fortunato 4-6 settimane, cazzo. Dai, dai, che dobbiamo vincerla, cazzo. Voglio l'MVP della partita, anche se non sarà semplice. Qua il come prova la magia. Ma puttana merda, ma perché? Madonna, che do coglioni. Bel passaggio di merda. Bel passaggio di merda. Buono.
È dura, tiratissima sta partita, tiratissima. No, dai. Vai come entra e arriva, no. Il primo libero. Ok. Secondo libero. Ok. Papà. Fallo di Bennett. Secondo per Kidd. 1 su 2. Porter. Bello! Ah! Come ha fatto a non metterlo non lo so. Ma dov'è il fallo? Ma dai, stoppata infatti. Boh, non l'ho capita, però sono ancora un fallo, sono. Detto che veramente fischiano qualsiasi cosa, eh. Vai. Ok, vai Porter, vai Harry Porter. Dai, però ero smarcato. Bravo. Queste erano 2 belle finte. Non ci credo. Cosa non è entrato? Cosa non è entrato? Dai, 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 veloci, bravo Kuma, dai. Alley-oop! Dai, grande veneziano! Grande veneziano, grandissimo Kumendone, spettacolo puro a Houston. Buono, dai che andiamo veloci. E il Kume. Dai che arriva il fallo. Wow, che mattone. Vai, 1 su 2, va bene, va bene, va bene. Più 3, 8, 7, 8, 5, dai. Purtroppo non posso rischiare di farfalle. Bravissimo, bravissimo. Dai ragazzi, Ocho Robinson. Tutti i rimbalzi mi frega sto stronzo di Bennett, mamma mia quanto ti odio. Come scarta tutti, è entrata strepitosa. Dai che va bene, dai che va bene. Dai che va bene, dai che va bene. Occhio. Buon tiro, buon tiro. No, adesso un time out al secondo, ma non è più da coglioni. Dai! Vai Kume, ragione, ragione. Buonissimo! Molto bene. Dai che il Kume è tornato nel ritmo, parte a 30 punti, 5 assist, un rimbalzo e 2 palle recuperate, 2 o 3 se non ricordo. E 2 stoppate anche. Buona difesa sul tiro.
Vai. Bravissimo da 3, posizione impossibile. Solo rete! Finalmente anche la 3, cazzo. E che vogliamo l'MVP. Vai come, divertiamoci. E non l'ho chiamata io per la palla, stronzi. Bravo, perfetto. Buono. Manca 1 minuto e 22. Siamo già a 20 minuti di distrazione con solo 2 quarti, incredibile. È incredibile. No! Che cagata è? 2 palle perse, ma non l'ho proprio capita questa, eh. Oh, buon rimbalzo. Vai Porter. Bravi. Nel traffico cosa ha fatto il Kume? Dai, siamo al 100%, bravo Kume. Dai che si è recuperato tutto nell'ultimo quarto. Vai, gestiamo la palla. Discrepanza tra il cronometro delle 24 e quello della partita. No, come l'ho persa la pirla. Persa male questa, persa malissimo. Doppia cagata veneziana, calma. Calma. Oh, ma che brutto libero. 2-0 su 2, ragazzi. Non com'è che è finita. Buona partita, dai. Buono, andiamo a vincere. Bella, vediamo che sarà l'MVP. Forse io migliore in campo, Kume, forse. Bravo Kume. Ragazzi, a questo punto obiettivo sbloccato, brand ambito. Comunque ragazzi, adesso visto che ci c'è, faccio solo sta partita qua perché comunque 22 minuti, è incredibile, solo 2 quarti, ma... Great game tonight. How does it feel to come out here as a young player on such a big stage and really showcase your skills? Baby, in wife. Scendere in campo dell'esordente e mostrare probabilità. Adoro questo genere di eventi. Mi sono detto un sacco, dai. It felt good. You never know how things will go when you're playing with a bunch of new teammates, but I had a lot of fun out there with these guys. Too many people look at these games as boring exhibitions where nothing's at stake. But I thought it was important to play at a high level and show people what I'm capable of doing on the court. Hopefully everyone was able to see that. Ok ragazzi, quindi la prima partita del All-Star Game è andata, adesso ci speriamo la seconda. È chiaro che io per la stagione vorrei fare 2 partite, basta vedere come gioca. Marco quest'anno lui l'MVP, non si discute, magari al primo anno sarebbe una cosa impossibile. Comunque dicevo, nel prossimo video spero di poter fare, cioè nel prossimo, dopo questa partita di All-Star Game, spero di poter fare due video con i 2 secondi tempi, perché se faccio che il primo tempo ragazzi diventa impossibile tagliare, purtroppo col discorso che sono sul Game Portable, è proprio su un gioco come quello di NBA è proprio impossibile ragazzi, purtroppo è un gioco lungo e se faccio 5 minuti non diventa più realistico. Raga, un saluto dal comandante veneziano, grande partita, MVP con la partita tra gli esordienti dell'All-Star Game di Houston. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.